diversi problemi che i migranti affrontano per fare la richiesta del permesso di soggiorno iniziano qui. Raccogliamo oggi una testimonianza diretta. Ciao Lisa. Ciao, Da dove vieni? dalla Russia, Sei in Italia da quanto? da 6 anni, Che tipo di permesso hai? dello studio. Cosa ricordi di quando sei andata a chiedere il kit alle poste? Semplicemente sono andato alla posta, preso il kit dei documenti, era una busta da riempire. Che difficoltà hai trovato per adempiere tutti i requisiti richiesti per poter presentare la domanda di rilascio o rinnovo del permesso? Come erano abbastanza tanti documenti, questo era il mio primo permesso di soggiorno, quindi ho avuto difficoltà di riempire da sola, ho aver avuto paura, diciamo, di sbagliarmi, perché sai, quando tu sbagli qualcosa, diciamo, ti possono anche non dare appuntamento alla questura, o diciamo tu potresti avere difficoltà in questura se tu sbagli qualcosa, e quindi ti possono non dare permesso di soggiorno, sì. Quindi sono andata dal mio avvocato russo che mi ha dato una mano per riempire tutti i documenti. Quindi praticamente lei ha fatto tutto e poi io ho già presentato i documenti riempiti alla posta. Dopo quanto tempo hai avuto il primo appuntamento alla questura? Praticamente quasi passato 6 mesi, perché diciamo ho mandato la busta ad agosto e poi ho avuto appuntamento solo a febbraio. La tua prima esperienza durante il primo appuntamento alla questura, com'è stato? È stato duro perché era tantissima gente alla questura e ho passato la giornata intera lì, quasi dalle 9 di mattina fino a 4 di sera. Per fortuna non ho avuto difficoltà con polizia, con rappresentante che ha controllato i miei documenti. Comunque ho dovuto fare 2 file. Prima per presentare i documenti, e seconda fila era per fare impronte delle dita digitali, sì. E dopo questo, quando ti hanno dato l'appuntamento per il ritiro del permesso di soggiorno? Quanto tempo dopo? Sì, febbraio e poi alla fine marzo ho già preso permesso. A marzo gli hai preso Sì, il permesso. passato un mese, infatti non aspettavo, però diciamo mi hanno dato, dopo appuntamento alla questura, mi hanno dato un codice, io ho dovuto controllare sul sito quando il mio permesso sarà pronto, quindi all'inizio di febbraio io ho avuto appuntamento e già alla fine del marzo io ho preso mio permesso di soggiorno. E per quanto tempo è stato rilasciato? È stato rilasciato, cioè scadenza del permesso di soggiorno fine ottobre. Quindi hanno fatto il mio permesso dal settembre, diciamo da 30 settembre, con scadenza di ottobre 2019. Cioè già passato un anno, già passato quasi anno. Un anno prima Sì. di averlo avuto. Potresti parlare a quattro occhi con chi gestisce la procedura, cosa le diresti? Prima cosa io dico a queste persone che io capisco difficoltà di Italia, che ci sono tantissimi stranieri, ci sono tanti anche ragazzi africani che arrivano adesso continuamente
Anche loro italiani sono in difficoltà per gestire questa procedura. Comunque si deve sempre migliorare le cose, sempre io credo che si può migliorare e si può risolvere questo problema perché non è possibile che, che stranieri che stanno qui pagano, diciamo, abbastanza tanti soldi per avere i documenti. Non è possibile che prendono permesso di soggiorno solo dopo 6 anni. Dopo 6 mesi, scusatemi, cioè, quasi dopo 6 anni. Sì, Sì. dopo 6 anni. Ok Alisa, ti ringrazio. Grazie a te.